Due giovanissimi atleti scomparsi nel giro di 24 ore, entrambi di Santa Maria di Sala. Venerdì pomeriggio la morte in moto a Mirano del 21enne ex rugbista Nicolò Cappellazzo, residente nella frazione di Veternigo. Sabato sera un malore nel sonno è stato fatale alla 22enne Chiara Pierobon, ciclista della nazionale femminile, abitante nella località di Caselle. La giovane promessa avrebbe dovuto partecipare sabato prossimo agli Europei Under 23 su strada in Estonia. Era stata più volte campionessa italiana e regionale nelle categorie giovanili, nel 2009 anche nell'inseguimento su pista. Chiara è morta nel pulmino che la stava portando a Bochum, in Germania, con le compagne di squadra della Top Girls Fassa Bortolo, in vista di una gara di Coppa del Mondo. Chiara era una bella personalità, una persona umile e che dava davvero tutto il cuore e l'anima per la sua passione che era il ciclismo. E quindi un dolore che colpisce le nostre generazioni, anche in parrocchia si sente molto la sua mancanza. La ragazza potrebbe essere morta per un'embolia polmonare, ma solo l'autopsia chiarirà le cause del decesso. La casa dei Pierobon in via Fratella è vuota, i genitori sono in Germania. La salma della campionessa salese, anche grazie all'interessamento del comune, rientrerà in Italia in settimana. Il vuoto lasciato da Chiara Pierobon è palpabile anche dentro il municipio, dove una grande vetrina raccoglie cimeli e foto dei ciclisti del paese. Gli storici campioni Tony Bevilacqua, Attilio Benfatto, Alfredo Sabbadin. Ci sono anche alcuni scatti di Chiara. Nessuno avrebbe mai pensato di doverli listare a lutto. Eh sì, ahimè, una giovane atleta di Santa Maria di Sala che riprendeva un po' il percorso del DNA salese, dei grandi campioni di Santa Maria di Sala che hanno fatto grande il nome di Santa Maria di Sala non solo in Italia ma nel mondo. Una giovane nastro nascente che ahimè è stata troncata sul nascere. I funerali di Chiara Pierobon forse verranno celebrati sabato a Caselle, attesi moltissimi esponenti del ciclismo nazionale. Confermati per mercoledì pomeriggio allo stadio del rugby di Mirano le esequie di Nicolò Cappellazzo.